Onda umanitaria Padana Onlus. A te la linea. Buongiorno cari amici, buon anno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, buon anno anche alla nostra amata radio. Allora ci ritroviamo che è il 2025. È un 2025 con timori e speranze, con luci e ombre, come sempre. L'umanitaria Padana vive in un mondo sempre a contatto con un mondo dominato dalle tenebre, in particolar modo dalle guerre, dalle persecuzioni, però nello stesso tempo l'umanitaria Padana ha questa grazia di vedere la luce che risplende nelle tenebre, quindi di vedere e anche contribuire in qualche modo al fatto che la luce possa prevalere sulla tenebra, al bene e sul male. E questo 2025 ha sicuramente dei timori, se dovessimo guardare esclusivamente come si presenta in questo momento il mondo con le tante guerre in tante parti del mondo e con tanti disordini, con tante tensioni, con una situazione che sembra ricordare quando in storia ci insegnavano prima delle grandi guerre mondiali questo accumularsi di guerre, di tensioni un po' ovunque, che è una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo adesso. Nello stesso tempo c'è una certa luce di speranza perché la nuova presidenza statunitense che si insedierà il 20 di gennaio, a Dio piacendo, ha in qualche modo un programma, quantomeno è stato eletto dagli americani proprio per non continuare un'escalation bellica, ma per in qualche modo ristabilire la pace nel mondo. Quindi speriamo, insomma, noi ci siamo abituati a sperare più nel cielo che nei potenti, però in questo caso abbiamo visto che l'altra volta Donald Trump è stato effettivamente l'unico presidente degli Stati Uniti d'America, almeno del tempo che possiamo tutti noi ricordare, a non fare guerre e quindi a non iniziare guerre, anzi anche a creare degli scenari concreti di pacificazione. Quindi è una grande speranza e preghiamo per questo, insomma. Umanitaria Padana ha avuto un 2024 che non rimpiangeremo assolutamente. È stato un anno molto difficile e peraltro siamo tuttora in una situazione molto difficile. In qualche modo siamo un po' anche noi vittime di guerra, perché voi sapete che noi gran parte della nostra attività l'abbiamo sempre finanziata, sicuramente tutte le spese di struttura, ma anche buona parte dell'attività umanitaria attraverso gli introiti della gestione dei cassonetti. C'è stato un grave problema perché sostanzialmente buona parte del mercato, noi prendiamo un po' per ogni cassonetto posizionato, però chi gestisce fisicamente questo materiale, insomma buona parte di questo mercato io questo non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, è legato al mercato e a imprese del Libano. Il Libano è sconvolto dalla guerra e quindi tutto il settore del riciclo degli abiti, degli indumenti usati ha avuto un tracollo e anche qui stanno aspettando tutti gennaio per vedere come va. E però questo ha comportato per noi una diminuzione degli introiti consistenti. Per tutto l'anno c'è stata una diminuzione degli introiti consistenti dal punto di vista anche delle donazioni e in più il 5 per 1000, vabbè, quello si è assestato, nel senso che ha avuto proprio nel 2024, che sarebbe quello relativo all'anno finanziario 2023, l'ultimo calo
consistente, infatti siamo arrivati a 16.000 euro. Se pensate che eravamo partiti da 72.000 euro quando il 5 per 1000 fu istituito, capite che tracollo c'è stato nel corso degli anni. E poi vabbè, sappiamo già che nel 2025 non c'è stato un ulteriore calo, siamo rimasti sui 16.000 euro. Devo ringraziare tantissimo i nostri ascoltatori, perché io nelle ultime trasmissioni ho parlato di questo caso, perché è stato molto molto doloroso per noi quest'anno dover dire tanti no, e anche diventa molto difficile, mentre diciamo i progetti una tanti riusciamo a modularli in funzione delle entrate, i progetti di sostegno a distanza, parlo soprattutto delle ragazze cristiane in Pakistan, eccetera, che sono continuativi tutti gli anni, e quelli sono difficili. Poi ci sono delle emergenze, qui dir di no è veramente pesante. Quest'anno ce n'è stata una che ci ha mosso molto. Voi sapete che noi siamo attivi da tanti anni in Pakistan con un progetto sia per le ragazze cristiane che per i bimbi delle fabbriche di mattoni cristiani, sono situazioni umane molto particolari. Il nostro progetto era nato tanti anni fa, nel 2009, proprio dopo che una ragazzina che andava sotto padrone per $8 al mese, ma che altro sono bocche da sfamare che magari famiglie poverissime diciamo mandano a servizio nelle case dei ricchi, quindi non tanto per il guadagno, ma perché vengano sfamate quando magari la famiglia non è in condizione di farlo. E però questa ragazzina finì stuprata, torturata, uccisa dal figlio del padrone, e cosa che nell'ambito di queste ragazze cristiane, vabbè, non sempre l'epilogo è così tanto tragico, però spesso l'epilogo è che queste ragazze vengono sposate e convertite all'Islam. Sapete che nell'Islam esiste un istituto che è quello del matrimonio a tempo, no? Quello, ad esempio, che viene utilizzato dagli islamici quando vanno a prostituire. E quindi potete capire cosa sono in realtà questi matrimoni, e sono delle forme per abusare di queste ragazze. Poi ovviamente per poterlo fare le devono convertire all'Islam, poi queste ragazze rimangono rovinate per tutta la loro vita. E queste famiglie che hanno le loro bambine, gli diamo sia la possibilità di ottenere un vitto, intanto in qualche modo aiutiamo la famiglia a poter mantenere queste famiglie in casa, e gli diamo un'istruzione che è di tipo diverso a seconda delle potenzialità dei bambini, no? Cioè in alcune insegniamo a leggere e scrivere, altri mandiamo anche alle superiori, in scuole professionali, al college, o anche semplicemente piccole attività professionali per quelli che magari hanno più difficoltà. Anche ci è capitato ad esempio una ragazzina che era disabile mentale, comunque, che ha iniziato a fare le candele. Era comunque un modo per garantirle una sussistenza senza dover rischiare, come abbiamo visto, questo tipo di abusi. Ecco, quest'anno ci è capitato un caso di questi molto molto così toccante per quanto riguarda le fabbriche di mattoni. Le fabbriche di mattoni sono una forma feudale, sostanzialmente come fosse la servitù della gleba, senza però diciamo quella tutela nei riguardi della persona che comunque nel Medioevo veniva data dal cristianesimo, un Medioevo in cui era proibita categoricamente la schiavitù. È stato successivamente che la schiavitù in Occidente è tornata a essere una piaga, come
era ai tempi dell'impero romano, ma nel Medioevo era proibita. Esisteva però un servizio, tipo quella servitù a gleba, dove il carattere di salario da sussistenza faceva sì che appena una famiglia contraeva dei debiti perché aveva qualche bisogno speciale riguardo il padrone, di fatto rimanevano vincolati poi per tutta la vita, e questo avviene anche nelle fabbriche di mattoni in Pakistan. E quindi a noi è stato il parroco di Pushpur, un amico che avevamo conosciuto nella missione in Pakistan, ci ha chiamato dicendo di questi 4 orfani, 2 ragazzi e 2 ragazze, adolescenti, quindi in un'età anche molto delicata, come ci stavamo dicendo prima, in quel contesto, soprattutto per le 2 ragazze, i quali sono rimasti tutti orfani di madre dopo che erano già orfani di padre. Precedentemente avevano perso il papà, poi è morta anche la mamma e loro si sono ritrovati sotto il padrone con la mamma che aveva contratto un debito di 1.400 euro. Vabbè, chiaramente in rupie pakistane, comunque l'equivalente di 1.400 euro, era l'ammontare del debito contratto totalmente, quantomeno che il padrone rivendicava, perché spesso queste famiglie sono anche composte da analfabeti, quindi però sono stati prestati dei soldi, magari in occasione del funerale, magari per curare le malattie, e questi 1.400 euro, in funzione di questo padrone aveva messo immediatamente questi ragazzi piccoli, stiamo parlando di 10 anni, 14, eccetera, li aveva messi a lavorare in maniera molto dura alle immagini e avevano grande paura per le ragazze. E allora è intervenuto subito in questo senso la Chiesa, è sempre anche in questi contesti molto difficili si vede l'importanza del ruolo della Chiesa anche in termini di protezione, perché questa famiglia era una famiglia cristiana praticante, quindi il parroco è intervenuto, è andato a parlare subito col padrone, però ovviamente i soldi erano tanti, quindi i ragazzi intanto lavoravano, però già aver subito messo l'attenzione così della Chiesa su sto caso, insomma, ha impedito intanto che avvenissero cose brutte. Parlo sempre, soprattutto nei riguardi delle ragazze. Poi il parroco si è rivolto a noi e ci ha chiesto di aiutare. Noi in quel momento eravamo in grande difficoltà, il 5 per 1000 tutti gli anni arrivava prima di Natale, quest'anno ci è arrivato il 27 di dicembre. E quindi abbiamo dato subito dei soldi, abbiamo detto riuscite a ottenere di pagare a rate, infatti avevano ottenuto che avremmo diciamo pagato a rate, nel frattempo i ragazzi avrebbero lavorato nella fabbrica di mattoni, però nel giro di un mese avremmo pagato tutto. Devo dire che gli appelli che abbiamo fatto in radio, io credo siano stati quelli, perché dopo le nostre trasmissioni sono arrivate delle donazioni significative proprio per il Pakistan, quindi noi subito abbiamo mandato giù tutto, infatti i ragazzi sono stati liberati. Quindi io ringrazio veramente i nostri ascoltatori, era importante, come so che appunto si è mosso qualcosa dopo le nostre trasmissioni in cui abbiamo parlato di questo caso, ringrazio i donatori e vi dico servito, quindi anche il tempo che avevamo ottenuto non è stato necessario insomma arrivare a gennaio perché siamo riusciti a mandare tutto a dicembre. Noi quest'anno gli auguri li abbiamo mandati dopo Natale perché anzi li abbiamo mandati, sono partiti fisicamente dopo Capodanno addirittura, perché come vi dicevo noi tutti gli anni sapete che mandiamo ai nostri donatori tutto l'elenco delle cose che abbiamo fatto durante l'anno. Di solito noi concludiamo tutti gli interventi la settimana prima di Natale, riusciamo a fare il volantino, spedire tutto prima di Natale. Quest'anno il 5 per 1000, purtroppo noi avevamo tanti saldi da fare, tante cose da finire e non arrivava, è arrivato il 27 di dicembre.
quindi il 27, tra l'altro era sempre mischiato il sabato, la domenica, eccetera, per cui, e stavo guardando qui adesso il calendario, il 27 era un venerdì. Il 30 abbiamo fatto tutti i bonifici, il 31 il 30 abbiamo fatto i bonifici, la sera abbiamo terminato il nostro volantino, sempre quello col report delle cose fatte durante l'anno. La notte appunto sono stata su a fare sto volantino, che è sempre una cosa un po' artigianale. Devo ringraziare, anzi ringrazio, ti fotografiamo in linea a Torretierone, un amico che era chiuso ma aperto per stampare i volantini, Michele che è il nostro volontario, Jacobelli con tutta la sua famiglia li ha piegati in maniera da essere pronti. Poi abbiamo il 2 abbiamo continuato a piegare, imbustare, eccetera, eccetera, e ieri il 3 è partito tutto ieri mattina per posta, quindi gli auguri arriveranno prima dell'Epifania quest'anno, però arriveranno con tutto quello che abbiamo fatto e che abbiamo dovuto lavorare veramente tantissimo nei giorni di festa, perché questo era, insomma, il 5 per 1000 era fondamentale utilizzarlo. In quest'anno vi dico, abbiamo operato anche con pochi soldi, perché purtroppo veramente il nostro budget in generale è molto molto calato rispetto a anni fa. Le ragioni sono molte, io penso un po' la crisi, un po' colpa di chi utilizza la solidarietà in maniera sporca e truffaldina, per cui la gente tende a non avere più fiducia, e lo capisco, perché lo sappiamo quante volte il tema della solidarietà, così come parlare di diritti, come queste cose spessissimo siano puramente pretesti. Però ecco, però spiace sempre vedere che comunque organizzazioni che magari usano i loro soldi, che ne so, per pagare navi che aiutano il traffico dei migranti, prendono più di 500.000 euro di gettito dal 5 per 1000, no? E poi noi che siamo gli unici, penso, che hanno proprio come loro impostazione quella di aiutare i popoli a casa loro, aiutarli ad aiutarsi. Cioè, sono sicuramente tante organizzazioni che fanno cooperazione, però insomma noi abbiamo una specificità di farlo in questo modo, di puro volontariato, con questo sistema che crea cose di utilità durevole, che crea sviluppo integrale nel tempo, cose che vengono fatte e gestite dalle persone in loco, quindi assolutamente secondo il principio di sussidiarietà. Ecco, credo che siamo veramente, io, anche se siamo piccolini, sono molto fiera, perché guardate, noi le abbiamo viste negli anni, ONG che girano dei soldi incredibili, poi quando si tratta di toccare e di dire ma cosa hanno fatto, no? Noi con pochissimo facciamo tantissimo. Chi riceve questo volantino vedrà tante immagini, sono alcune di quelle che ci arrivano, con la nostra bandiera in tante parti del mondo, con tante cose concrete realizzate. Ad esempio in Armenia, tra l'altro pensate che i nostri referenti in Armenia ce li aveva dati proprio Giulio Cainarca, perché erano stati ospitati da Radio Libertà, e con loro, con la Family Care Foundation, Armenian Ceramics, abbiamo saldato l'acquisto di un forno per ceramiche per la scuola professionale ad Artashen, che tiene a formazione del lavoro e dell'integrazione degli armeni dal Nagorno-Karabakh. Poi in Bosnia, dove abbiamo fatto una missione in sinergia con l'Associazione Regina della Pace, abbiamo donato 1 tonnellata e 2 quintali di beni umanitari vari all'associazione proprio della parrocchia di Medjugorje Marine Ruche per diverse opere di carità in Bosnia e Erzegovina, consegnando poi direttamente materiali tecnici di consumo agli istituti invalidi di Pasaric e Zovic, al convento carmelitano di Stup, macchinari ospedalieri usati, tra cui anche 2 incubatrici all'ospedale di Mostar.
Abbiamo finanziato l'allacciamento idrico e la realizzazione di un bagno nel locale adiacente alla chiesa in San Giovanni Battista Scivor, è una realtà particolare, insomma è una realtà di italiani che ai tempi dell'impero austro-ungarico furono mandati in Bosnia dal Triveneto e lì costituiscono un'enclave di bosniaci di lingua italiana e sono attualmente nella Repubblica Srpska, una comunità che tende a morire. In qualche modo era importante creare una zona di aggregazione adiacente alla chiesa dove loro possono incontrarsi, farsi da mangiare tutti insieme e mantenere insomma anche un po' la loro identità. Poi abbiamo acquistato una stampante, un biotrituratore al convento carmelitano di Stupa Sarajevo. In Costa d'Avorio abbiamo saldato la costruzione di un allevamento di polli nella missione di Binoye in Costa d'Avorio. In Etiopia, al Vicariato Apostolico di Soddo, abbiamo saldato la costruzione di percorsi d'acqua a mano nei villaggi montani, perché lì ci sono montagne molto alte, l'Etiopia, e questi, insomma, per non prendere l'acqua porca, piena di batteri, fangosa, nei fiumi, e quindi Zaghe Tabis, Vargo Gennet e Gale Vargo. È un intervento cofinanziato dal lato di Bergamo, che sarebbe un ente territoriale idrico che tutti gli anni aiuta una decina di organizzazioni bergamasche, avendo noi la sede operativa Cisano Bergamasco, insomma, abbiamo potuto godere di questo cofinanziamento. In India, le suore Orsoline di Somasca, abbiamo mandato l'acconto per l'acquisto di 40 banche panche per la Vigia Yoti School a Nadahalli, nella contea di Mysore. In Kenya, alla Santiago Secondary School delle Serve del Sacro Cuore di Gesù a Subukia. Insomma, il nostro tempo sta scadendo, non riesco a dirvi tutto, vi dico solo i paesi in cui abbiamo operato. Appunto dicevo, oltre a quelli che vi ho detto, il Libano, abbiamo mandato veramente tanto materiale tramite la Brigata Alpina Taurinense, il Pakistan, la Somalia, il Sudan, il Sud Sudan, la Terra Santa, l'Ucraina e lo Zambia. Ecco, e poi ovviamente in Italia la Casa Famiglia Amica Spoleto, le nuove povertà e anche aiuti a una parrocchia per le famiglie bisognose, alla parrocchia di Pontivia. Quindi insomma c'è, e poi l'attivismo insomma per i cristiani perseguitati, per la famiglia, per la patria. Come vedete l'umanitaria padana è sempre molto attiva, i nostri donatori ricevono tutto quello che noi facciamo, glielo facciamo vedere, è una fatica, non è neanche bellissimo dal punto di vista grafico, però chi vi fa vedere così veramente tutto quello che viene fatto e molto di più possiamo farvi vedere se ce lo chiedete. Quindi questo è il nostro modo di operare. Stateci vicini in questo 2025, adesso dobbiamo attraversare questo periodo, speriamo che tutto si risolva per il meglio, che anche diciamo l'attività dei cassonetti torni a essere un'entrata stabile e affidabile, e quindi in questo modo stiamo cercando anche di differenziare, insomma faremo di tutto, ma è una lotta per la sopravvivenza nostra e come vedete poi delle persone che aiutiamo, perché appunto questi cristiani in Pakistan poi non sono cose che, non sono tantissimi che aiutano in queste direzioni, tra virgolette, politicamente scorrette, quindi continuate a sostenerci, aiutarci. Io quello che posso dirvi è buon anno, buona Epifania, buon Natale, perché il Natale finisce la domenica dopo l'Epifania, il tempo di Natale, quindi siamo ancora a Natale. Io tra l'altro ho fatto un Natale tutto per questioni familiari, grazie a Dio che si sono risolte bene dentro negli ospedali. Quindi quest'anno anche personalmente non sono riuscita a mandare auguri a nessuno di tutto questo che ho fatto. Insomma, mio caro è uscito dall'ospedale ieri e è stato veramente un periodo molto difficile dall'antivigilia in avanti. Ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio, sia in famiglia che per l'associazione. E quindi niente, gli auguri io li faccio a tutti adesso, sia per il buon Natale sia per il buon anno. Grazie a tutti e grazie a Radio Libertà che ci dà questo spazio.
Avete ascoltato Umanitaria